Oggi, lunedì 25 novembre, è una giornata particolare che mi preme particolarmente ricordare. Infatti, oggi è la giornata internazionale che contrasta la violenza di genere e la violenza alle donne. Mi preme particolarmente ricordare questa giornata, che è una giornata voluta dalle Nazioni Unite, in quanto già nel lontano 1960 3 sorelle sono state torturate ed uccise a causa del loro impegno politico. Quindi vorrei aiutare tutti a sensibilizzare, a maturare la consapevolezza per questo grave fenomeno. Infatti, se durante questo periodo incontrate nelle piazze, lungo le strade, dei simboli rossi come la panchina rossa, le scarpette rosse o persone che esibiscono il fiocco rosso, vi invito a fare altrettanto, a ricordo di questa giornata che, ricordo, contrasta la violenza al mondo delle donne. Un altro piccolo gesto che mi preme sottolineare e aiutarvi a ricordare è questo, e che è un gesto di aiuto che è stato istituito ed è un gesto convenzionale che è il caso di attuare quando vediamo delle persone in difficoltà. Quindi invito tutti a memorizzarlo bene per aiutare qualcuno che nel caso questo si trovasse e avesse bisogno di aiuto.